L'odore è passato e prima di presentare Roberto Allegro vorrei dirvi che adesso abbiamo avuto l'assemblea numerosissima ISDE, frequentatissima, e abbiamo pensato che la conferenza dell'11 luglio, già vedendo in tempi normali, non estivi, la numerosità dei partecipanti, abbiamo pensato di spostarla a ottobre. La data tentativa è il 10 ottobre, quindi l'11 luglio lo togliamo. Toccava proprio a me parlare a Trespili e basta quel giorno lì. Vi arriverà, faremo circolare quando, perché la data del 10 ottobre deve essere nel più appuri se è libera questa sala. Quindi una volta appurato faremo circolare la cosa. Adesso io vorrei dire due parole sul professor D'Allegro. Il professor D'Allegro oramai vive nel Veronese da parecchi decenni e voi lo conoscete bene per la sua qualità sia di medico che di ricercatore. Il professor D'Allegro mi sono segnato qui, si è laureato in medicina e chirurgia con lode a Modena, poi ha ottenuto la specialità in malattie dell'apparato respiratorio a Pavia, ha lavorato per molti anni a Bussolengo, dove è stato direttore della divisione di pneumologia dal 99 al 2012. Io non vi direi ancora una o due cose che riguardano il numero piuttosto notevole, parliamo di, se io ricordo bene, di circa 700, no, sono 900, ancora meglio, di circa 900 pubblicazioni, molte in giornali internazionali, ed è stato come docente in diverse università in Italia, come a Parma, a Ferrara, a Milano e a Verona, quando Verona era sede distaccata di Padova. Io mi ricordo quando venni a Verona nel 73, io ero all'Università di Padova, tant'è vero che quando si staccò mi chiesero l'opzione per uno per l'altro. Le pubblicazioni sì, abbiamo già detto, referì di molti giornali scientifici, ma non perdiamo più tempo perché è anche un ottimo parlatore, ho avuto occasione di sentirlo in più congressi scientifici. Qui si cimenterà, ma senz'altro l'esperienza, non in informazione scientifica, ma in comunicazione a persone di varia estrazione e di varia conoscenza. E vi assicuro che, almeno nella mia esperienza, è molto più difficile, per me diventava molto più complesso parlare di qualcosa con persone che non erano del settore, piuttosto che con persone del settore, perché nel primo caso bisogna avere davvero una capacità di trasmettere le informazioni non differenti. Ma sono certo che Roberto ce l'ha. Roberto, grazie. Grazie innanzitutto Giampaolo per l'invito, grazie a voi per essere intervenuti, buonasera a tutti. Io cercherò, e spero di riuscirci, di interessarvi su un argomento che per me è stato in parte, alcuni aspetti dell'argomento che è veramente molto grande, sono stati motivo di sviluppo e ricerca per molti anni, soprattutto all'estero. Inquinamento aereo e salute è un argomento vastissimo, un argomento di cui si parla in mille modi, in mille maniere, da parecchio e dappertutto. Quello che conta è cercare di trattenere messaggi seri, oggettivi, confermati e non lasciare spazio a, consentitemelo, a facili demagogie, perché verrebbero il suo molto spesso in argomenti del genere. Si prestano molto quel tempo. Ora, per potervi dare informazioni serie, corrette ed attendibili, non posso riportarvi le informazioni più certe,
su quello si può basare un'informazione attendibile e credibile. Ovvio che sta a me trasferirvela in modo percepibile anche se non esperti del settore. Questa è la sfida più grossa di questa sera per me, perché dove altrove basterebbe un termine per capirci fra tutti in sala, devo cercare in qualche modo di trasferire messaggi non così semplicissimi per chi non è del mestiere. Vabbè. Eventualmente mi fermerete, mi chiederete se è qualcosa che vi interessa e non avete compreso o io non sono riuscito a esplicitare bene. Questo è uno dei dati importanti per farvi capire qual è il problema delle malattie respiratorie oggi nel mondo. Questa è un'informazione tratta dal libro bianco. Voi sapete che quando viene fatto un libro bianco è sempre un libro di denuncia, di solito, un libro di rappresentazione molto forte di un messaggio, ed è stato fatto dalla Società Europea di Malattie Respiratorie, della quale faccio parte da sempre, e vedete come negli ultimi 30 anni, 1990, 2020, quindi è dopodomani oramai, questi erano dati fatti su proiezioni del 2003, si sono confermati verissimi, poi lo vediamo, vedete come le malattie respiratorie sono in incremento potente dal 9 al 12% della popolazione generale, vuol dire 1 su 8 delle persone che camminano per strada. Se poi andiamo ad essere più raffinati, vedete che oramai nel nostro mondo, qua si parla di Europa, è un libro bianco sull'Europa, vedete che le malattie infettive non polmonari, quindi le polmoniti, non sono più lo spauracchio che rappresentavano decenni fa, ovviamente, quando fino alla metà del secolo scorso la polmonite, specialmente nella prima metà, era una malattia quasi mortale, perlomeno molto frequentemente mortale, aveva uno spauracchio per tutti. Vedete, le malattie infettive non sono più questo, il problema stanno calando progressivamente, quelle gravi, anche se prendono piede quelle gravi. Ma vedete che le malattie croniche sono importantissime, la bronchite cronica ostruttiva, che troverete scritta come qui COPD, perché è l'acronimo inglese, oppure BPCO, che è l'acronimo italiano, andrà a più per raddoppio. Il cancro del polmone va a triplicare quasi. La tubercolosi non è quel problema di cui viene parlato in maniera molto specifica e che fa spauracchio, è un problema importante, non lo è mai stato scarsamente tale, ma non è sicuramente la tubercolosi quella che crea un problema, perché anche se non è una infettiva, sappiamo, e quindi è governabile, basta diagnosticare. Un altro grosso del problema è le malattie cardiovascolari che sono ancora in ulteriore incremento, anche se non più come una volta. Sono tutte malattie croniche, come vedete. Primo messaggio. Stiamo affrontando solo da pochissimi anni quello che il secolo scorso non è mai riuscito ad affrontare, o perlomeno solo nell'ultimo decennio in qualche modo, a livello gestionale e organizzativo, cioè la gestione delle malattie croniche. Il secolo passato, il 1900, chiaramente non c'è nessuno che se lo può ricordare qua dentro, perché grazie a Dio è tutta gente che è nata dopo qualche decennio del Novecento, ma si è ricordata da famiglia, da nonni, da genitori, il grosso del problema era la malattia acuta infettiva, il tifo, le ferite, la polmonite, il colera, lì morivano come mostri. La sanità del mondo era organizzata per gestire le malattie acute. È stato con la grande industrializzazione del dopoguerra, specialmente la seconda, che è cominciato tutti quei problemi che sono stati poi all'origine delle malattie croniche. Problemi lavorativi, inquinamenti e quindi il motivo della riunione di stasera. Quindi saranno le malattie croniche lo spauracchio, il grande nemico del prossimo futuro immediato, già ci siamo dentro fino al collo, e come vedete la sanità, anche l'italiana, balbetta a livello organizzativo. Perché? Perché non è strutturata per far fronte alle cronicità. Manca la medicina territoriale sufficientemente organizzata per far fronte alle cronicità. Tutto fa capo all'ospedale, non può, non è corretto, ma quindi sono altre argomenti. Domani parliamo. Di fatto, quindi questo è il grande, come posso dire, il grande pannello nel quale ci muoveremo sarà questo, grande incremento delle malattie croniche, respiratorie in modo specifico, parliamo di quello. Non faccio altro che farvi vedere quello che vi ho appena detto. Qui è scritto molto piccolo, però vi aiuterò a interpretarlo. Anche dati più recenti, come vedete qua, di riviste di assoluta rilevanza
Vedete, questa è una delle liste che, se non è la numero 1, è fra le 3 più importanti al mondo come credibilità. Vedete che nei paesi ad alto tenore economico, e noi siamo tra quelli, se ci confrontiamo col mondo totale, rispetto a quelli a basso reddito, vedete che le malattie croniche sono quelle che la stanno facendo da padrone. La gente vive di più, come vive, questa è una campagna di maniche, ma vive di più, le malattie croniche incidono molto di più, sono molto più frequenti, e chiaramente nei paesi ad alto reddito ci sono anche altre patologie croniche importanti come la respiratoria, il diabete. Vedete che il diabete nei paesi a basso reddito non esiste nelle prime 10 mangiare. Non c'è motivo di essere iperalimentati nei paesi a basso reddito. E ancora in questi a basso reddito la fanno da padrone invece quello che da noi lo facevano da padrone 50-100 anni fa, per le malattie infettive, la tubercolosi, la malaria, la diarrea, i polmoniti e via discorrendo. Noi siamo nella parte di là dei paesi ad alto reddito, quelli industrializzati. C'è un altro aspetto molto importante. Questo riguarda molti di noi, una parte di noi questa sera. Questo è quello che si chiama l'effetto transizionale generazionale, cioè dire, se voi vedete qual era l'età media negli anni 60, era questo picco qua, intorno ai 40 anni, sia per gli uomini che per le donne più o meno. Qui siamo nell'arco degli anni 80, nel 2036 noi l'età media l'avremo spostata qua, a 70. Quindi vuol dire il grande fenomeno dell'invecchiamento delle popolazioni, che con sé portano tutte le cronicità sempre maggiori. E questo è un fenomeno generazionale, voglio dire, non so per nessuno. Altro grande fenomeno che è sempre attinente al concetto di inquinamento aereo delle componi, in maniera più specifica e analitica, sono le grandi concentrazioni abitative. Cioè, voi pensate che entro il 2050 noi saremo circa 9 miliardi sul pianeta, e sono tante le persone, e molte città avranno più di 10 milioni di abitanti, quindi pensate a quali problematiche di tipo di sovraffollamento, con quello che vuol dire il sovraffollamento, ma anche quello che vuol dire tutto ciò che dice intorno. Fate un esempio molto semplice, questo è l'effetto inquinante. Allora, questa qui che vedete, sono tutte immagini vere, queste non sono elaborate. Questa è tratta da uno dei primi è stato il primo grandissimo fenomeno che ha portato alla ribalta del mondo il fenomeno dell'inquinamento atmosferico, ed è stata la famosa nebbia del 52 di Londra, dove in 2 notti sono morte 4.000 persone. Perché ci fu una accoppiata mefistofelica di inquinamento, smog, nebbia, eccetera, e 4.000 persone persero la vita in 36 ore, in 2 notti. Questo però è uno dei Paesi Bassi di oggi, siamo in Belgio, questo è Pechino, ieri l'altro, questo è Parigi l'anno scorso. Cioè, voglio dire, le differenze sono di grandi agglomerati di popolazione con grande produzione di inquinamenti e di inquinanti, che poi quando arrivano dalle condizioni atmosferiche, in questo caso nemmeno particolari, qui è quotidiano, io ci ho lavorato degli anni nei Paesi Bassi, quindi so cosa vuol dire l'inquinamento ambientale, specialmente in zone nostre dall'oceano. Ma quando ci sono poi dei fenomeni che aggravano, perché piove sul bagnato, tra virgolette, cioè si accoppia l'inquinamento violento con le alterazioni della pressione barometrica e via discorrendo, succedono cose che durano giorni. D'altra parte veniamo a noi, Italia. Dal satellite l'Italia è questa dal punto di vista della termoproduzione. Voglio dire, quello che vedete rosso sono zone dove la temperatura ambientale, frutto di insediamenti industriali, dove c'è una grande produzione di calore, sono maggiormente concentrate. E questa è la Val Padana. Poi siamo qua. Ci sono altre zone, vedete il Piemonte, vedete un pezzo della Romagna, vedete qualcosina del Lazio e un po' di Campania, e vedete qua in fondo appena qualcosa nel Salento. Vedete dei vuoti qua a questo momento, poi vedremo cosa vuol dire. Ma di fatto vedete la grande concentrazione della Val Padana, dove c'è la grande triangolo industriale, dove ci sono tutte le grandi industrializzazioni, sono prevalentemente concentrate Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria. Quindi è ovvio che a tutto quello che abbiamo detto prima, chiaramente non abbiamo una popolazione di 10 milioni
città, grazie a Dio, però abbiamo un paese confinato, montagne di sopra, mare che ci obbliga, spazi molto limitati. Quando siamo nello Utah, nel Texas, dove gli spazi sono infiniti, poi sono confinati geograficamente, e qui abbiamo una iperconcentrazione di questi fattori inquinanti. Se poi andiamo a declinare regione per regione, i fattori inquinanti sono questi. Questa è la media Italia, questa riga tratteggiata rossa. Qua possiamo vedere tutte le regioni, e quello che vi accennavo prima, ma che ognuno di noi conosce, ovviamente non lo sa perché per esperienza di lettura di giornali o di vita quotidiana: Piemonte, Veneto, Lombardia, un po' le Marche, l'Emilia Romagna, che sono quelli che hanno i più alti insediamenti industriali. Poi vedete che ci sono viceversa a calare fino alla Puglia, per esempio, molto bassa. Così risulta a livello di inquinamento: concentrazioni di polveri fini nell'aria. È un dato reale? Punto interrogativo. Perché se io non le rilevo, le polveri, non esistono nel quel conto. Cioè, se io le rilevo, bene o male, ho dei dati, ma se per caso non le rilevo, i dati non li ho e ufficialmente risulto o molto basso o assente. Vediamo una cosa, sempre vista da quel punto di vista. Vedete, è propedeutico questo al discorso che poi vi farò vedere come risultato, ma è importante per capirci. Questo è frutto di un volume che è uscito l'anno scorso, il mio di un'epidemiologa che sta all'Università Pisa. Popolazione con bronchite cronica e asma bronchiale. Voi vedete che qui non ci leggete qua, ma prendetemi, datemi fiducia e la verità, come dico io: Piemonte, Val d'Aosta, Lombardia, provincia di Bolzano, di Trento, Veneto, Friuli e via discorrendo fino alle regioni del sud. Vedete che c'è una maggior prevalenza nelle regioni del sud, centro-sud. C'è molta più bronchite cronica e più asma che non nel nord. Allora, il discorso non sembra andare in linea con quanto detto prima, no? Sembra l'opposto. E c'è proprio, se questa è l'Italia, vedete, ve l'ho messa proprio come divisione, c'è molto più da qui in poi, bronchite cronica, dove la popolazione è più giovane, perché questi colori, dal giallino al rosa o al ciclamino, vuol dire queste sono le regioni più vecchie d'Italia. Liguria, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna e Toscana sono le regioni in assoluto le più vecchie, con l'età media più alta di tutta Italia. Anche noi qua su siamo abbastanza vecchiotti nella media, molto più giovani sono le regioni del sud. Ciò nonostante, bronchite cronica, asma bronchiale, malattie croniche ostruttive sono molto più rappresentate qui, dove abbiamo appena visto che sono ufficialmente meno industrializzate. Quindi il discorso che dovremmo tornare. Però ho messo questa come interlocuzione della verità, non apprezzo. Per la menzogna abbiamo delle offerte interessanti. È il discorso di prima, ve la raccontiamo giusto, che diciamo cose strane, qualcuno che fa i conti. Allora, due cose strane sono sicuramente queste, che non sono sicuramente verità, che sono reali. Questa è l'Ilva di Taranto e questa è la Terra dei Fuochi. Se voi avete visto prima, nelle zone non comparivano i nomi. Allora, questa produzione industriale con questo tipo di inquinamento è chiaro che mi crea problemi nel sud. Questo è Taranto, dove poco fa, avete visto, era bassa. Vediamo se è qua. È una fra più bassa. Taranto è qua. Di fatto non sono mai esistiti, lo so perché ho dei colleghi di laggiù, con i quali si lavora e si interloquisce spesso, non sono mai stati fatti fino all'anno scorso i dati per gli neurologici delle malattie respiratorie. È chiaro, non compaiono i numeri e di fatto non esistono. Ma non è che è vero che sono bassi i numeri. Lo stesso vale per la Terra dei Fuochi, perché è un fenomeno, dico quella perché è abbastanza comune in questi ultimi mesi. Al di là di queste motivazioni, comunque, gli appositi uffici europei di prevenzione che si interessano di stato di salute, vedete, hanno per tutta Europa hanno identificato l'asma, il cancro ovviamente, ma la broncopatia cronica ostruttiva, il fumo, le morti relate dal fumo, e fra le malattie da tenere assolutamente sotto controllo. Cioè, questo fa parte del progetto Europa, del 7° progetto quadro.
l'ultimo anche, che hanno riconfermato rispetto al sesto di 4 anni fa. I determinanti di salute, vedete, PM10, cioè le sostanze particolate inalanti nell'aria. Quindi sono ben chiari, identificati i fattori di rischio. Inquinamento in via generale, particolato PM10. Perché? Allora, esistono 21 inquinanti ambientali che vengono quotidianamente monitorati da un satellite italiano su tutto il nostro paese. Quelli più importanti per quanto riguarda la cosa di stasera sono questi: l'ozono, che nasce dalle reazioni fotochimiche, dalle emissioni ma anche dal traffico, il biossido d'azoto, che è frutto di combustione di gas anche in ambiente domestico ma prevalentemente è traffico, l'anidride solforosa, che è la bruciatura dei carburanti, PM10, P2,5 e P01 qualora, che è frutto della combustione di carburanti, sono quei particolati di cui l'Europa si sta interessando in tutti i paesi d'Europa, e l'ossido di carbonio, anch'essa produzione di carburanti. Quindi vedete c'è molto a che fare con il traffico veicolare, non si discute. Come sono questi PM che ogni tanto sui giornali, anche stamattina c'era qualcosa sui giornali anche locali? Allora, particolato, materiale particolato 10 vuol dire che ha un diametro di 10 millesimi di millimetro. E sono i particolati grossi questi. Vengono chiamati grossolani, infatti. Il loro diametro è di 10 millesimi di millimetro. Poi ci sono i fine, quelli più fini, più sottili, che sono quelli di 2,5, che sono di diametro un quarto, di volume un sedicesimo, perché si va alla terza potenza di volume. E poi c'è l'ultrafine, che è inferiore a 0,1 millesimo di millimetro. Queste sono PM10 più PM2,5, PM0,1. Questi sono i tre particolati fondamentali in tutto il mondo. Cosa vuol dire in termini attuali per noi? Che cosa è? Allora, guardiamoli a confronto. Questo è il diametro di un granello di sabbia. Questo è il volume di un capello. Bene, questo è il PM10. Questo è il PM2,5 e questo è il PM0,1. Quindi capite che siamo nel molto piccolo, assolutamente piccolo. Comunque ancora visibile. Il danno che possono provocare queste sostanze è proporzionale al loro diametro. Adesso vediamo perché. Il diametro aerodinamico, per il diametro della possibilità di entrare, e il danno provocato è prevalentemente infiammatorio, ma non solo quello che è. Perché dicevo, non sono io che dico, ovviamente, il mondo che lo conosce, lo sa, chi si interessa di questa cosa, perché è proporzionale al diametro, perché se questo è l'albero bronchiale fino all'alveolo, che è dove si scambia il gas respiratorio, c'è una certa dimensione della trachea, poi i bronchi sono sempre più piccoli. Ovviamente se io ragiono in termini di PM10, vedete, arriva fin qua, fino a un certo punto, dopodiché non va oltre, perché non passa oltre. Ma i 2,5, che sono 16 volte di volume minore, arriva più giù, più in profondità. Lo 0,1 arriva addirittura fino all'alveolo, arriva in vena direttamente in pratica, perché entra nella circolazione polmonare, quindi entra in circolo a livello vascolare ed entra dalle vie aeree e arriva fino a lesionare, scusate, tutta la parte cardiovascolare. Quindi, per motivo di ingresso inalatorio, il particolato, soprattutto quello più fine, ecco perché il loro diametro è proporzionale alla loro lesività, più è piccolo più è lesivo, perché più va in profondità, più addirittura riesce a attraversare la barriera polmonare, entra in circolazione e va a livello circolatorio. Quindi diventa un danno sistemico, come si dice. Non solo, pensate ad una cosa. Questo capirete perché alle volte, non so se magari a qualcuno è capitato, ma lo avrete sentito dire. Allora, voi sapete che la superficie del polmone è come un bel appartamento, va intorno ai 160 metri quadri. Cioè, se riuscissimo a sviluppare i nostri polmoni,
sono 160 metri quadri, quindi no, non è male. Noi normalmente a riposo respiriamo intorno ai 7-8 litri al minuto, respirando tranquillamente come fate voi. Considerate circa un mezzo litro ogni atto, sono 16 al minuto mediamente, se non sta bene, quindi sono circa 8 litri al minuto, ok? Se facciamo una corsetta o uno forzo in qualche modo, la ventilazione aumenta fino a 60. Se facciamo dello sport intenso va fino ai 130 litri al minuto. Se noi facciamo un'attività sportiva come molti che io vedo in epoche, in giornate non particolarmente buone che corrono per strada, sapete quanti se ne tirano giù di quelle cose di prima? Molto di più, perché più tiro dentro aria, più tiro dentro inquinata. Quindi fare sport, la domanda è: non fa sport, fa bene? La risposta è dipende, perché a certi punti è dannosissimo, poi vedremo come dà. Quindi è tutto molto relativo. Quello che è certo è: l'inquinata è lesivo in proporzione al suo diametro, più piccolo è il diametro, più dannoso è, non solo, più io ventilo, cioè sposto aria dai miei polmoni all'esterno, più ne tiro dentro e quindi più produco lesività. Queste cose che vi ho detto di sintesi molto semplicemente fanno parte di una conoscenza di base, voglio dire, che chi è del mestiere sta dichiarando e denunciando ai decisori perlomeno da 60 anni, 50 anni, non è da ieri. Però siamo sempre stati considerati Cassandre. Voi sapete che Cassandra era la famosa figlia di Priamo durante la guerra re di Troia, che aveva intuito quel che stava succedendo col cavallo, aveva capito, aveva ragionato, c'era arrivata già. E aveva detto: attenti ragazzi, guardate che alla fine succede qualcosa di grosso, perché i primi segnali, perché le premesse sono quelle. Per cui adesso quando uno dice qualcosa che nel futuro si prevede come negativo, c'è una Cassandra, in termini di un'accezione negativa, non è vero. Il ruolo di Cassandra è sicuramente brutto e anche scomodo, ma è anche chi fa la Cassandra nel senso non dispregiativo, ma di verità, perché i numeri del mondo lo dicono, e di solito dà fastidio, osteggiato, isolato, ma da chi? Soprattutto da quelle persone arrogantissime che si ritengono competenti, ma spesso non lo sono, anzi molto spesso sono colluse, e ne vediamo i giornali pieni di queste allusioni quotidianamente, che di fatto nascondono e hanno nascosto per decenni questo tipo di problema. Ora è esploso il problema e non sanno più cosa fare. Però le cose sono facilmente prevedibili, da una pezza. Vediamo, allora, visto che Cassandra non lo siamo mai stati, ma siamo solamente persone che hanno analizzato i numeri, allora l'osservazione dei livelli espositivi è importante, perché come dicevo prima, se non li rileva è chiaro che non può sapere nulla. I meccanismi biologici, l'inquinamento atmosferico che andrà declinato per sintomi che le persone avranno, cittadini, malattie, ricoveri ospedalieri, decessi. E scusate se è poco, voglio dire, no? Quindi è su queste, quelli che si chiamano in termine tecnico indicatori categorici, cioè assolutamente pesanti e trancianti, sui quali si discute e su quali tutto il mondo è d'accordo. È chiaro che il danno di questo tipo di problema può essere acuto e cronico, anzi soprattutto cronico, ma tanto volte acuto, come la famosa nebbia di Londra, 2 notti, 4.000 morti. Tanto è vero che quegli indicatori categorici sono veri, che in tutto il mondo, adesso non pretendo privilegiati perché non interessa a nessuno, però vedete quali sono gli indicatori che la letteratura di tutto il mondo prende come indicatore di sistema? La mortalità, i ricoveri ospedalieri, visite per causa respiratoria in reparti di emergenza. Cioè sono cose potenti dal punto, non è che vengo a raccontare che come inquinamento ho un colpo di tosse banale, no, qua si tratta di ricoveri, mortalità e visite in reparti di emergenza. Sono indicatori del mondo. E quindi vediamo qualche risultato, giusto per condividerli. Questa è una selezione di alcuni di quelli che sono i più importanti. Guardate solo questo tipo di numero senza andare. Questo è uno studio fatto sull'inquinamento ambientale aereo in queste città e vedete che PM10 concentrazione per metro cubo più
aumenta, da 65 va a 85, più ne incrementa le morti respiratorie, da 0,6 a 8,4. Sono 10 volte tanto, 12 volte tanto. Quindi, che ci sia un legame molto stretto fra l'incremento degli inquinanti, in questo caso il PM10, neanche il PM2,5, quello che va giù, proprio quello che si ferma ancora prima. Inquinante che cresce, mortalità che vanno in crescita esponenziale. Altro grandissimo studio, questo è quello che nel 2002 aprì una finestra gigantesca, e un altro equivalente l'ha chiusa poche settimane fa, ve lo farò vedere poi. Morti cardiopolmonari dall'80 al 2000 correlate ad un incremento di 10 microgrammi per metro cubo di PM10, che non robe stravolgenti, basta aumentare di 10 microgrammi per metro cubo il PM10, si passa per motivo cardiopolmonare ad avere, eravamo negli anni 80 più 6%, negli anni 2000 più 9%, che è il 50% in più, da 6 a 9. Siamo sempre in cardiopolmonare. Questo è un pool di ricerche messe tutte a confronto. Guardate le respiratorie per ogni incremento di 10 microgrammi per metro cubo, che è l'indicatore più di tutti usato. Guardate quale spostamento a favore delle ospedalizzazioni. Solo per causa respiratoria, anche per causa vascolare, ma la respiratoria la fa da padrone. Per un incremento di 10 microgrammi. Quando ci sono le giornate famose inquinate che compaiono sul giornale, anche da noi siamo oltre 60 microgrammi in più rispetto al tollerato, non 10. Morti per, qua siamo a Roma, quindi non siamo negli Stati Uniti, fate la pesca lontana, qua siamo a Roma. Ed è stato fatto da un collega che io conosco che dice incremento di morti con la concentrazione dei polluranti atmosferici. Penso che sia incontrovertibile la chiarezza del tratto e l'incremento. Idem con l'ossido di carbonio, mortalità e concentrazione di ossido di carbonio. Si parla di mortalità, attenzione, non lo Andiamo un po' sullo specifico. Mortalità e indicatori correlati al traffico, alla produzione di inquinanti legati al traffico. Questo è un lavoro olandese. E vedete che la mortalità per causa cardiopolmonare in coloro che vivono vicini ad una strada di grande traffico, prendete un esempio che volete, anche nel circondario nostro, di grande traffico, è del 95% in più il rischio di morte per coloro che vivono nelle vicinanze di una strada di grande traffico, può essere un'autostrada, una tangenziale o le grandi vie disponibili. Se viceversa andiamo a vedere il rischio relativo di morte totale, questo già di per sé aumenta del 40%. Questo è un altro lavoro italiano anch'esso, vedete che presenza di patologia cronica respiratoria, tosse, catarro, quindi bronchite cronica, in correlazione negli ultimi 12 mesi di passaggio di camion. Vedete che se il camion non passa mai, ogni tanto è frequente o di continuo, guardate, più 7, più 35, più 86% di malattia cronica respiratoria. Altro importante studio, ancora una volta, per ogni 10, in inglese, per ogni 10 microgrammi, millesimi di milligrammi per metro cubo di incremento di ossido di carbonio, aumenta del 2% il ricovero ospedaliero per malattie croniche. Per coloro che vivono nei 100 metri nel raggio dei 100 metri all'atere delle vie di grande traffico, l'incremento è del 64%. Siamo a, in questo caso, prevalenza di asma e patologie croniche. Questo è un esempio bellissimo, nato per caso. È uno studio americano fatto durante
le Olimpiadi di Atlanta, era l'anno 96, chiaramente come quando c'è un evento sportivo tipo l'Olimpiade, il campionato del mondo, eccetera, viene chiusa la zona rossa dove ci sono tutti gli atleti, le varie delegazioni, le storie. A posteriori, Atlanta è una città, non so se la conoscete, ma è una città particolarmente trafficata ed inquinata, nonostante che sia molto larga come distribuzione e ha un sacco di boschi intorno, però è molto trafficata. Vedete, nel periodo delle Olimpiadi, quindi nel periodo in cui sono state chiuse i centri della città perché erano di protezione e di rispetto per le delegazioni internazionali degli sportivi, sono crollati del 41% i ricoveri per asma, per bronchite cronica e per emergenza respiratoria, che è la prova del 9, cioè non è oddio quanto inquinante ho, no, glielo tolgo l'inquinante, e questi sanno meglio che fa dire che è anche prevenibile la cosa, basta volerlo. E basta volerlo perché addirittura anche in simulazioni di modellistica si vede che se si riesce ad abbattere di 10 in 10 i microgrammi per metro cubo, in questo caso di PM10, la percentuale di pazienti con patologia cronica respiratoria cala fino a livelli molto molto tollerabili. Ecco qua, questo è un altro esempio di un altro studio abbastanza recente, anch'esso basta passare, questo è il cambio di PM10, si passa da qui a qui di PM10, da qui a qui, scusate, di PM10, si passa da qui a qui la prevalenza della mobilità di tipo respiratorio. C'è da ricordare su un aspetto che riguarda soprattutto i giovani e anche gli anziani, che in ambito di inquinanti, di inquinamento ambientale, la parte pollinica, cioè quella allergica, che è indipendente in questo caso dall'inquinamento, è a sua volta un inquinamento se vogliamo, ma è inevitabile tante volte, ma la parte allergizzante del problema di per sé viene peggiorata in presenza di inquinanti, perché come vedete gli inquinanti si attaccano sui polli e la lesività diventa sinergica. Okay? Vediamo alcuni esempi adesso che riguardano i giovani. Guardate, qui sono adolescenti con il problema è l'asma, quindi broncospasmo legato all'asma e alla rinite. Vedete, se abitano in zone con un traffico modesto è il più 29%, più 58 più frequente, più 57 costante il traffico. Idem per quanto riguarda la rinite, vedete che c'è un incremento proporzionale perché il danno di tipo allergico si somma, anzi più che si somma, con il danno di tipo chimico, in questo caso dei inquinanti. E questo vale lo stesso, questo nei bambini, non sono più adolescenti, sono bambini, molti studi che hanno documentato come l'asma quotidiana, il broncospasmo, la tosse, la concentrazione di pollini è molto più elevata ed è molto peggiore come effetto quando c'è un traffico, l'esposizione al traffico che è molto alto. Vedete come numeri più 34, più 20, più 69, più 54, più 320 durante la stagione pollinica, quindi c'è un'esplosione di danno che 1 più 1 fa più di 2, insomma fa anche 3 o 4. E lo stesso ancora di più vale come il rischio di nascita di origine di asma, anche in chi non l'ha mai avuta, soprattutto in concentrazioni elevate di PM2,5, quella famoso particolato che è più piccolo e che quindi va ancora più in profondità, dove di solito origine dell'asma. Controprova, in queste condizioni aumenta il consumo di medicinali respiratori, per ovvi motivi, cioè non è solo che denunciano al pronto soccorso qualcosa, non è una percezione, ma devono essere corretti e in quei momenti aumenta in modo consistente il consumo di farmaci respiratori in queste popolazioni. Chiaro, la cosa può variare anche alla luce di altri fattori, ma posso dire che possono interferire con il discorso ambientale inquinamento, la temperatura stessa peraltro. Le alte temperature, parlavamo prima dell'ozono, anche il primo elenco, delle alte temperature d'estate, nelle giornate soleggiatissime, eccetera, l'ozono è uno dei nemici. Nel post temporale l'ozono è uno dei nemici. Lo sentite, quello che sa odore di anice nel dopo temporale. Sentite delle volte dopo i temporali violenti d'estate odore di anice, di zizzania, questo è l'ozono. Ed è una sostanza altissimamente infiammatoria a livello bronchiale e crea asma anche in chi non l'ha mai avuto, anche in chi non è allergico, e lo fa per danno chimico. Vedete che ogni volta che, guardate,
2 giorni di effetto cumulativo con un 5 parti per miliardo di ozono per metro cubo, 5 parti per miliardo, non per metro cubo, per miliardo, di ozono, aumenta del 27% la ospedalizzazione per bronchite cronica. Per ancora una volta, per un incremento di 10 microgrammi per metro cubo di PM10, quella che era più comunemente misurata, nel giorno precedente si ha un 47% di incremento di ricoveri il giorno successivo. È stato sviscerato da tutti i punti di vista il problema di Guardate, i bambini e l'ozono. Allora, ed è il discorso che vi facevo vedere prima quando vi parlavo più 1,20 l'aria, peggio è in certe situazioni. I bambini che rimangono molto fuori a giocare all'aperto perché fanno 2 o più di 2 sport, sono ad alta concentrazione di contatto con l'ozono, sono a rischio alto di contatto con l'ozono e hanno asma molto di più di quelli che stanno in casa in preferito. Ha documentazione che lo fattori inquinanti ricordate, ma nasce anche dall'inquinamento veicolare. Il danno più grosso è piccolini di 4 anni di vita, eccolo qua. Questo ve lo faccio vedere non che vi voglio spiegare argomenti complessi per voi che non siete del mestiere, ma questo è incremento di biossido d'azoto, prendete indicatore di inquinamento, e crescita del polmone. Vedete che più è alto il biossido d'azoto, più è alto l'ambiente, più è alto l'inquinamento ambientale, più piccolo è il polmone, cioè non si sviluppa. Quindi è un danno strutturale causato, non transitorio. Perché? Perché chiaramente nei piccolini la parete bronchiale non è ancora assolutamente ben definita, i poteri di difesa non sono assolutamente ancora in grado di poter far fronte a delle batoste del genere e la struttura va in sofferenza e si danneggia in maniera irreversibile. Un altro aspetto riguarda le signore, cioè dal punto di vista inquinamento le donne sono le più danneggiate rispetto agli uomini. Parlo di bambini in età, questo è uno studio tedesco che per primo ha documentato la cosa, più è alta il contatto col PM10, più si ha l'incremento della malattia cronica respiratoria. E questo è un altro studio sempre delle donne di mezza età, dove vedete che per ogni incremento di 7 microgrammi per metro cubo di PM10 aumenta il 33%, non da poco, quindi 1 su 3 in più, la prevalenza di malattia cronica respiratoria. Perché ancora una volta la donna ha una struttura diversa da quella dell'uomo, è più piccola la via aerea, è più piccolo l'immediamento del polmone, a parte ma anche a livello del nord Europa estremo, perché gli uomini sono 1,96, le donne sono alte, ma sono 1,84, voglio dire, il polmone è comunque relativamente minore come massa e come struttura bronchiale. L'anziano, cosa che ogni volta si vedete sui giornali, nelle interviste, ma cosa fare con i bambini, cosa fare con gli anziani, quando sentite quelle raccomandazioni oramai trite alla radio che quando c'è l'inquinante, ci rivolgiamo soprattutto ai bambini e agli anziani, bambini per il motivo detto prima, e l'anziano per motivi che sono diversi nella loro struttura intrinseca, ma come effetto è lo stesso. Sono strutture non più come nel bambino incompletamente sviluppate, ma sono usurate, l'opposto. Però nel frattempo entrambe non sono in grado di far fronte. Infatti nell'anziano il rischio va da 1,7 a circa 6 volte maggiore di danno respiratorio pesante, frutto di inquinamento. E vediamo l'ultima parte del discorso. Sempre nelle previsioni epidemiologiche che avevamo visto fin dall'inizio, nel 2020 ci sarà l'incremento delle bronchite croniche ostruttive, del cancro del polmone, non più delle malattie infettive. È stato detto per esempio che la bronchite cronica ostruttiva, che è pesantissima, credetemi, che è uno dei grossi spauracchi dell'oggi e del prossimo futuro, passerà dal 1990, che era la 6ª causa di morte, arriverà al 3° posto come causa di morte. Previsione di Lancet anche questa, fatta nell'89 e calibrata su un trentennio 1990-2020. Quindi nel 2020 la bronchite cronica ostruttiva, la DPCO, la COPD, quella che dicevamo prima, passa dalla 6ª alla 3ª causa di morte, solo preceduta dalle malattie ischemiche e dalle malattie cerebrovascolari. Avrebbe superato addirittura quella del cancro. E vediamo, questa è la previsione
dati 2001, non 2020, 2001. Le malattie respiratorie sono la terza causa di morte del Veneto per tutte e 7 le province, per una compresa. Per tutte e 7 le province voi vedete, se guardate i numeri, che prima c'è le cardiovascolari, ci sono i tumori di tutte le razze e poi ci sono le malattie respiratorie. Quindi nel 2001, e riprendiamo il discorso di industrializzazione di prima e del traffico di prima, l'Italia, il Veneto aveva già sforato quel famoso spauracchio del 2020 per tutto il mondo, aveva già raggiunto quella famosa medaglia di bronzo di terza causa di morte, sia per gli uomini che per le donne. Questo è il 2001, era il sito della regione, questo però non è che sia quello che sono stato. Nel 2008 i dati Istat confermano la stessa cosa. Quindi il dato consolidato è solido. Nella nostra regione la terza causa di morte sono le malattie respiratorie. E fu fatto alcuni anni fa un grosso studio, vedete, da alcune università su 15 città italiane, eccoli qua, Torino, Milano, Genova, fra le quali di Verona, Venezia, Trieste, via discorrendo, Catania, Palermo e tutta Italia. Città di un certo rilievo e epidemiologicamente sostenibili. Ed è tutto come questo. PM10. Allora, dopo Torino c'è Verona come concentrazione media. Biossido d'azoto è la prima, ossido di carbonio è la seconda. E quando andiamo a vedere indicatori di inquinamento PM10 ci confrontiamo con Torino, sempre, e poi viene Verona. C'è anche Bologna, c'è Genova, d'accordo, perché è una zona geograficamente ancora più scarognata della nostra, ma di fatto siamo sempre ai top 5 di altissima concentrazione di inquinanti ambientali. Andiamo a passare. Se andiamo a vedere, e qua che lo vedete, anidride solforosa, bruciatura dei carburanti, Verona, eccola qua, è assolutamente al primo posto. Biossido d'azoto è in buona compagnia. Ossido di carbonio, Taranto, a quell'epoca nessuno parlava di Ilva, ma Taranto c'è Ilva però, si sa bene, no? E poi ci siamo anche noi. PM10, manca il dato. Non si sa perché, non c'è. Il dato di Verona non è stato dato. Uno può chiedersi perché io non sono tutti dove la vedo, perché ci sono tutti l'elettricità nel bene o nel male, noi non l'abbiamo. Non è stato fornito. Recovery, la stessa roba. Però l'ossido di carbonio, la solita roba, per PM10 non c'è il dato. Allora, una cosa importante da dire, questo serve per tutti anche nella vita clinica. Nei momenti di alto inquinamento sappiate che il rischio cardiovascolare per evento importante, ma addirittura mortalità, si manifesta nei 4 giorni successivi al picco di inquinamento. Cioè, se oggi c'è il picco, nei prossimi 4 giorni quello che deve avvenire accade. Per l'aumento della mortalità per cause respiratorie, questo dura molto di più, per almeno 10 giorni, il rischio di mortalità. E queste sono le curve, cioè nella cardiovascolare se qui c'è il picco, entri 3-4 giorni si esaurisce il fenomeno, per la respiratoria dura molto di più, il rischio di mortalità. Bene, arriviamo verso la fine. Questo studio ha dimostrato che cosa? Fu uno dei primi a dimostrarlo, insieme a quelli stranieri, questo è l'Italia, che a causa di PM10, solo per il PM10, muoiono 900 persone all'anno. Per il biossido d'azoto 2000 e l'ossido di carbonio 1000. In totale fa circa 100.000 persone. Quindi la mortalità da inquinamento. Abbiamo visto come i meccanismi di prima, dicevo, erano prevalentemente meccanici, ma soprattutto infiammatori. Attenzione, perché, vediamo verso la fine, c'è una piccola novità, che non è proprio piccola, perché il danno chimico e il danno mutazionale oncogenico è stato documentato negli ultimi anni. Vuol dire oncogenico, induttore di malattia tumorale. E mutazionale, mutazioni del DNA che
possono scatenare. I motivi sono complessi, ma diciamo che gli agenti ossidanti provocano dei danni strutturali, lasciamo perdere quali, sarebbe troppo specifico per stasera, ma comunque sia provocano dei danni di struttura che possono alterare, vediamo fra un attimo, la struttura del DNA delle cellule. Tra le altre c'è stata una cosa veramente inquietante nel 2008 che con un grossissimo studio che fu pubblicato su tutti i giornali americani, in Italia non mai arrivato. Vedete, fu pubblicato il 18 agosto del 2008 alle 1:45 del pomeriggio. L'Università della Louisiana ha documentato la lesività di alcune sostanze ossidanti, che è il grosso nemico del mondo occidentale, di alcune sostanze identificate per la prima volta che hanno un potere 300 volte superiore a quello dei radicali liberi del fumo di sigaretta, che era lo standard, il gold standard. Questi sono 300 volte più potenti nel causare danno da ossidazione nei tessuti. E questi nascono dal fumo esausto delle macchine, d'accordo? E quindi possono essere anche percepiti ed essere dannosi a grandi distanze perché sono particolarmente fini e basta poco per spargere dappertutto. Ritornano allora le paure dell'inquinamento del tumore dei polmoni. Ci sono camionate di letteratura, ma una mi preme, perché io ci ho lavorato, in questo caso il riferimento è il fumo di sigaretta perché è il grande produttore di radicali liberi ossidanti, cioè ogni inalata di sigaretta produce 1,1.17 zeri di radicali liberi, che vuol dire 1 con 9 zeri è 1 miliardo, con 12 sono 1000 miliardi, con 15 sono 1 milione di miliardi, sono 10 milioni di miliardi di radicali liberi ogni inalata di sigaretta, che va tutto sul polmone. Lo stress cosiddetto ossidativo, questo danno di radicali liberi ossidanti, è capace di alterare il DNA. Se altera il DNA è mutazionale, se è mutazionale è un concetto. E infatti, primo studio, mortalità cardiopolmonare da particolato fine per quanto riguarda il cancro del polmone, vedete che è aumentato negli ultimi 20 anni dall'8 al 14%, quasi da doppia. Legato a che cosa? Ricordiamoci, ad un incremento di 10 microgrammi per metro cubo di particolato 2,5. 2,5 non sono in pochi in Italia, sono tutti pieni di perché è più facile. Ma arriviamo alle ultime poche settimane fa. Lo studio Escape, che ha messo insieme 17 paesi europei, e non è facile, credete, per fare uno studio prospettico per l'analisi degli effetti sulla polluzione ambientale. Hanno studiato 4 milioni e oltre di persone, non è uno studiologo, devo dire, hanno trovato 313.000 individui patologici e li hanno seguiti per circa 13 anni, calibrando lo studio sulle concentrazioni di PM10 di PM2,5, d'accordo? Anche il diossido d'azoto come indicatore di traffico. Risultati. Il rischio di sviluppo di cancro del polmone correlato all'incremento di 10 microgrammi per metro cubo di PM10 è del 22%. Non è poco, è spaventosamente alto. Secondo risultato, se vi si aggiunge anche il PM2,5 ne aggiunge un 18%. Lo stesso incremento era associato alla nascita di adenocarcinoma del polmone nel 51% dei casi. Adenocarcinoma è un tipo specifico di cancro del polmone, che non è quello da fumo. Frequenza di metastasi? Prego? Frequenza di metastasi? No, non c'è stato. Quando prendiamo un dato globale
persone che abitano nei 100 metri dalla strada di grande traffico, vi avevo accennato già prima, traffico che sia di 4.000 veicoli per chilometro al giorno, ma tangenziale prima, e rischio per cancro del polmone è 9%, per 1 su 10 persone. Allora, la prima immagine che abbiamo visto all'inizio, adesso cominciamo a completare. Questi sono i grandi inquinanti. Ozono, abbiamo detto l'origine del traffico, certo, quali sono gli effetti? Danno di funzione respiratoria, induzione di asma, sintomi, ricovero ospedaliero. Indicatori importanti. Biossido d'azoto, dicevamo, combustione di gas, anche veicolare, riduzione della funzione respiratoria, asma, bronchite cronica, sintomi. Anidride solforosa, mortalità e aumento delle emergenze pronto soccorso. PM10, PM2,5, sintomi respiratori, danno di funzione, danno anatomico per riduzione di volume del polmone, aumento delle richieste di emergenza, mortalità, crisi d'asma, ricovero. Ossido di carbonio, quindi si completa il quadro. Quelle erano le sostanze, quelle erano le loro origini, quelle sono i loro effetti. E ne abbiamo visto uno sviluppo abbastanza ampio di dati. Per ogni incremento di 10 microgrammi di PM10 si ha una riduzione di 6 mesi dell'aspettativa di vita. Cioè si accorcia. Si passa da 30 a 40, 6 mesi di vita. Perché il dato nel lungo periodo. È chiaro che dicevo prima i dati sono acuti, ma sono soprattutto cronici, questo non ci vive per qualche anno o per degli anni. Quindi, concludendo, sicuramente i pieni sono tra i principali responsabili dei danni alla salute respiratoria dei PM10, PM2,5, PM01 ancora di più, ma è troppo complesso il discorso per stasera. Il danno provocato è proporzionale al diametro, più piccolo è, peggio è perché più va in profondità, ed è proporzionato ovviamente alla sua concentrazione. Vi ho annoiato fin troppo nel ricordarvi e sottolineare per ogni 10 microgrammi per metro cubo aumenta il danno, aumenta la resistità, aumenta il cancro. Quindi è proporzionato il tipo di danno in generale alla concentrazione per metro cubo. Prevalentemente è di tipo infiammatorio, asma, bronchite cronica, enfisema, ma le ultime verifiche, e gli ultimi dati del 2002 poi fino alla verifica ultima del 2013, l'effetto cancerogeno è stato accertato in maniera consistente. Peccato che tutto questo possa essere prevenibile e contenibile con delle manovre idonee, con una capacità di previsione che ovviamente impatta sulle programmazioni della vita sociale in ogni città italiana e non solo. Impatta pesantemente sull'aspettativa di vita, l'abbiamo appena detto, però tutto questo potrebbe essere, come vi ho anche fatto vedere, abbassando, se è possibile, fino allo zero, questo tipo di danno può essere assolutamente contenuto e ridotto e ottimizzato al minimo. Finisco con qualcosa che non passa. Sento. Volevo ringraziarvi per aver dato la vostra attenzione. Grazie. Credo che dobbiamo ringraziare magistrale, come si fa, come deve essere fatto. E adesso per un po' di minuti resterà con noi se avete dei problemi. Però posso cominciare io? No. Detto che io sono un ottimista, dopo, per avere una regressione, per esempio di lesioni
polmonari, eccetera. Entro il contatto, fino a quei livelli di trattamento, fino a quanto, qual è il punto punto di non ritorno? Difficile dirlo così. Allora, il punto di non ritorno, quindi facciamo punto di non ritorno in andata o in ritorno? Di ritorno. Quindi di recupero. Sì, di recupero. Allora, è recuperabile. Penso di aver fatto vedere con tale immagine come se si riesce a insistere sull'abbassamento di questi fattori inquinanti, calano di frequenza sui grandi numeri le necessità di ricorrere con i soccorsi, a farsi ricoverare e le persone a star male. Quindi calano i sintomi, calano i consumi dei farmaci, quindi c'è un danno che fa capire essere in qualche modo ancora reversibile. Più è prolungato, procrastinato, perdurante l'inquinamento ambientale, per cui io ci vivo 20 anni, 25, 30 anni, il danno strutturale diventa veramente intorno, voglio dire. Quando siamo di fronte ad una broncopneumopatia cronica, cioè la bronchite cronica semplice, c'è ancora possibilità di ritorno, discreta, buona direi. Se si riesce, se si arriva a quella che è la quota con partecipazione fisematosa, cioè la broncopatia cronica ostruttiva, quella con la quota di distruzione del tessuto, il tessuto non ritorna perché il polmone non ha fattori di recuperazione. Cioè, non è come il fegato, voglio dire che se io tolgo 3 lobi dei 4 del fegato, tempo 3 mesi me lo ritrovo grande come prima perché cresce e si riproduce. Il polmone è privo di questa capacità, per cui quando il polmone è distrutto, è rovinato, è lesionato, quella quota di lesione, di distruzione, nessuno al mondo me la può ridare, per cui è un danno irreversibile. È un danno irreversibile, che lo si dimostra con i test specifici respiratori, facilissimi da fare, insomma, semplice, e si può verificare con esattezza e precisione a che punto siamo, a che livello siamo, a che entità di danno abbiamo. Ma una volta arrivati a quel livello, il ritorno è assolutamente minimo e comunque molto parziale. Diverso è per il bambino, cioè dove è più sensibile sia nel danno che anche nel recupero, perché è vero che è portatore di strutture non pronte e quindi più facilmente lesionabili perché non ancora pronte a difendersi più tanto. Però è altrettanto anche vero che ha una capacità di recupero biologico che è molto migliore in quelle fasi, per cui può far fronte. Scarsamente fa fronte quando il danno è arrivato, come vi ho fatto vedere, alla riduzione volumetrica. Cioè, se il bambino vive in una zona inquinata per 4, 5, 6 anni primi della sua vita, lui sarà destinato ad avere un polmone più piccolo e delle vie aeree più piccole, quindi più facilmente ammalabile di malattie respiratorie. E quello è un discorso a lungo gettato. Quindi una crescita minore. Una crescita minore del polmone. E quindi uno sviluppo minore, e quindi più piccolo è il polmone, più piccolo è il sistema bronchiale, proprio più piccolo come diametri, più facile che abbia ostruzione bronchiale, che abbia asma, che abbia infezione. Qui ci sono un po' di pediatri. I pediatri sono d'accordo, sono pieni con questo discorso. Ci sono due questioni che potrebbero essere un attimo di interesse. Allora, il primo è anche proprio se c'è qualche dato che quantifica la diversità di respirare a mezzo metro e 1,5 metri, faccio per dire. No? Cioè, perché il bambino ha l'aspetto proprio del camminare per terra, quindi marciapiede drammatico, quindi se c'è qualcosa di scientifico, di paragonabile, di quantificabile sotto questo proprio aspetto. L'altro, come quesito, e se magari si può un attimo diventare un motivo di riflessione, è quello che stavamo parlando con Giovanni. Io penso che fino ai miei 25 anni di vita ho respirato abbastanza bene, allora adesso è 30 anni che respiro male, supponiamo. Il bambino che è nato 15 anni fa comincia dall'inizio a respirare molto male e oltre i danni legati all'età è che lui è sempre vissuto in una condizione critica. Quello che ho appena finito di dire. E appunto ecco, proprio una riflessione assolutamente importante che cioè, noi siamo fortunati, ma sì, stiamo certo, lasciando un'eredità per chi nasce e poi è nato qualche anno che il danno parte proprio da comprometterà molto quello che stava dicendo, la sua salute da qui a venire. Ma questo è il motivo per il quale, adesso
faccio qualcosa di nostro medico in questo momento, come mi scuseranno che il medico non è. Uno dei più grandi epidemiologi del mondo, Scadding, che ho avuto la fortuna di conoscere, è stato il più grande epidemiologo che il Novecento abbia avuto, epidemiologo respiratorio, ma non solo. E lui diceva, signori, ma dovete tentare di fare degli studi epidemiologici che allora negli anni 90 erano molto rivalsi nell'uso, che durano 30 anni. Perché quella persona che io prendo a 14 anni oggi, fra 30 anni ne ha 44, non è la stessa, è suo figlio. Perché sono cambiate così tanto le condizioni, per cui non mi ci riconfronto più con quello. Perché? Ed è il discorso di adesso, in poche parole. Per dire, quando io prendo un bambino che è nato nel 1960, diciamo 50, meglio ancora, figlio del baby boom, e lo confronto con un bambino pari età di quelli nati nel 90, beh, la proiezione della sua salute respiratoria non è equivalente. Pur abitando in una città come la nostra, che non è Torino, che non è Atlanta, che non è New York, perché in fondo fai 10 km vai a respirare un po' meglio. Però è diversa, perché? Perché lui ha cominciato a nascere, a crescere e a vivere in un ambiente in cui, quando, ed è vero, lo porti fuori col carrozzino, tu dici c'è un dato che ti dice che respirare a mezzo metro più alto, sì, per via indiretta ti rispondo, perché aumenta la concentrazione del PM, che poi il PM sia a 1 metro, a 2 metri, a 3 metri, più di tanto no, ma alla sua altezza è molto più alto che altrove, per cui portarlo fuori in quei giorni è inutile che lo sta a casa in quei giorni il bambino, perché se no gli scarica tutto all'altezza del naso, tutto quello che passa alla sua altezza, poverino, perché è in carrozzina, no? Quindi o lo mettono in quelle campane orrende di plastica per cui non vede niente, non sente niente, non sa neanche dov'è e poi comunque passa lo stesso, voglio dire, e se no non ha senso. Ma la frequenza, lo vedrete voi pediatri, di patologia, a parte quella virale che è cambiata, ma insomma di patologia cronica ricorrente di tipo tossicoloso eccetera, pensate che adesso non c'è più la ghifferite, non c'è più la tosse canina come prima, c'è la pertosse come prima, perché a forza di vaccini quelle sono praticamente sparite, eppure i bambini sono tossicolosi, produttori di secrezioni, hanno un sacco di adenoiditi, molto più che ai tempi nostri, c'è poco da fare, 1 più 1 fa 2, insomma. Prego. Un attimo la signora, alla signora poi volevo proprio su questo, prego. proprio l'esperienza, nel bambino è aumentata moltissimo, si parlava anche a livello di clinica, l'incidenza di fenomeni come broncospasmo, la patologia quindi di stress respiratorio, in cui tutto lo studio allergologico è negativo. Sì, certo, ma questo è molto ben chiaro, cioè, attenzione, allora, questo nasce da è un argomento medico ma anche non solo non medico. Allora, broncospasmo ritenerlo solo come pura origine di tipo allergico non è corretto. Di asma non ce n'è uno solo perché è maschio l'asma, ma l'asma o è allergico o non è asma. L'asma allergico è il 60% di tutte le asme. Poi c'è un altro 40% che va declinato con altre cause, che possono anche associarsi a quella allergica, perché se la scalogna ci vede bene, voglio dire, uno può essere intollerante all'aspirina, essere un allergico, avere un reflusso e se è una donna avere un asma ormonale. E abbiamo fatto bingo, voglio dire, in questo caso. Il grosso del problema oggi, negli ultimi 15 anni, sono le infezioni virali, che sono induttrici di broncospasmo tout court, proprio per danno diretto epiteliale. E quelle sono alla base della patologia infantile oramai che non ci si salva più. Poi da lì a dire che quello sarà un asmatico, ce ne passa. È un bambino che ha broncospasmi frequenti, molto spesso legati ad adenoiditi, che è l'ingresso di tante virosi respiratorie banali. Che poi banali non sono perché alcuni stanno veramente male, il becchi respiratorio sinciziale, te ne accorgi cosa vuol dire, ma è rianimazione delle volte. Ma non è asma, sono broncospasmi indotti da virus. Prove allergiche negative, certo, non è un asma allergico, è piticosidale, prove allergiche le fai 18 volte sono sempre negative. Questo cosa vuol dire? Che non solo l'allergia induce asma, ovviamente, o broncospasmo. Prego. Allora, rispetto al discorso che faceva, no, sulle PM 2,5, sulle 1, che quindi più piccoli sono, Le 0,1 non misura nessuno. Certo.
e entrano nei vasi sanguigni e un grosso danno che provocano anche a livello del sistema immunitario, per cui poi l'infiammazione, no? Già che è un tessuto infiammato, poi il sistema immunitario che non funziona più, quel piccolo immagine molto figurata che era polline e polline più inquinante sopra, vuol dire esattamente questo, 1 più 1 fa 3. Tutto quello che comporta una difficoltà di difesa nei confronti dei vari microorganismi, nei confronti poi anche dal punto di vista oncologico, no? Cioè, soprattutto quello però, perché soprattutto quello, perché dal punto di vista veramente il grosso nemico è il radicale libero, perché solo da poco tempo viene lavorato sul radicale libero in maniera prospettica. Prima veniva utilizzato, basta pensare, voglio dire che il grande know-how sul radicale libero è usato in cosmesi, cioè voglio dire i pesi non sono equivalenti, no? I radicali liberi sono oncogenici, quando sono di un certo tipo e valutati in un certo modo. alterano la struttura della cellula. Entra negli DNA, entra nella sequenza, fanno saltare completamente la sequenza genetica, per cui possono essere induttori di mutazioni e quindi come tali sono oncogenici. Cioè ci vuole degli studi robusti, però non a caso dell'inquinamento c'è più cancro, quindi voglio dire più o meno il discorso, dopo su quale fenotipo abbia il cancro e quello no, questo è un altro paio di maniche. Ma in epidemiologia uno ragiona su grandi numeri, non sul soggetto singolo, sui grandi numeri. Infatti 4 milioni di persone è venuto fuori delle percentuali spaventose, studi ipercontrollati, ipertarati, assolutamente credibili, che peraltro confermano quelli del 2002. No, che poi adesso si sta sviluppando molto l'epigenetica, che appunto studia il fatto che il gene non è statico ma è modificabile. Assolutamente dinamico, assolutamente dinamico. Certo. Noi abbiamo pubblicato il primo articolo 6 mesi fa, che è il primo in letteratura, e il secondo è in pubblicazione adesso, che vede insieme il sottoscritto, perché è quello che ha avuto l'idea, che ha prodotto i materiali biologici, cioè le biopsie, con l'idea insieme. Con il CNR, quelli di Milano, come si chiama? Mauri lavora alla CNR di Milano, non mi ricordo la sede dell'istituto, e con l'Università di Genova per un'altra parte, che ci siamo dovuti consorziare in tre per poter fare i 3 pezzi della cosa, ognuno faceva una sua parte. E per esempio nelle asme gravi, che sono assolutamente non gestite da nessun farmaco oggi esistente, alle dosi più elevate consentite, broncodilatanti, cortisoli, tutto quel che esiste, sistemici o inalatori, c'è una nicchia, che poi mica nicchia tanto, sono circa 600.000 persone in Italia, diciamo una nicchia rispetto ai 4 milioni degli asmatici, ecco. Non sono gestiti con nulla, cioè loro stanno male, indipendentemente da quello che gli si può dare, ma roba da ricovero d'emergenza, da rianimazione, cioè male, non uno che dice oddio, mi sento il respiro in gola. Lavorando con gli anticorpi monoclonali, noi eravamo il centro più grosso d'Italia degli anticorpi monoclonali, abbiamo trovato che, grazie allo studio fatto prima da soli e poi col CNR, che è stata scoperta una nuova proteina prodotta da una stimolazione di un gene, che con l'anticorpo monoclonale fa da scudo, questa gente è risanata e non faceva null'altro quello che i farmaci esistenti. È uno studio di proteomica che fa spavento, perché fa la dosa 3000 proteine al secondo, una roba da impazzire, poi pensa a tutti gli incroci, sono infinite le combinazioni, no? Tutto fatto con dei mega server computer che hanno a Bicocca, sono a Milano alla Bicocca, ed è venuto fuori questa cosa. E la galectina è questa nuova proteina che abbiamo scoperto, che fa da scudo, e quando in queste persone gli si danno gli anticorpi monoclonali succede che un gene produce galectina che non era conosciuta prima, e questo la protegge la struttura bronchiale dall'insulto, e questi qua gli cambia vita da così. Ed è frutto di studio genetico. Cioè, sono studi che durano 2 anni e mezzo, 3 anni dopo aver raffinato l'idea, e hanno dei costi di gran poco. Tu parlavi di 600.000 su 4 milioni, vuol dire più del 10%, non è tanto poco. No, non è poco. Infatti viene impropriamente chiamata nicchia. 15%. Impropriamente chiamata nicchia.
poi c'è da depurarla ancora un po', ma diciamo che da quei 500.000 spannometrico i veri certi così stimati sono i 370-380.000 persone. E non è poco, non è poco. Un'ultima considerazione. Sarebbe opportuno che a questi incontri venissero invitati anche gli amministratori, perché ad esempio Sono sempre gli unici assenti, avevano- ma c'è anche un perché probabilmente, insomma. No, perché poi pensavo, nell'amministrazione precedente, di tanto in tanto si stabilivano le giornate di blocco delle targhe per ridurre la circolazione, eccetera. Perché appunto si raggiungevano questi famosi picchi. Adesso sembra che i picchi non si raggiungano. Non se ne parla più. Perché piove. Ah, perché... Pioggia che abbia e il accolto. vento sono le terapie. È stato un periodo con meno Io all'inizio ho detto non voglio darvi dati certi perché sarebbe troppo facile fare facili demagogie e a me non piace. La verità piace, insomma. Vi ho accennato, vi ho indotto una riflessione evidentemente quando vi ho fatto, e lei l'ha colta, quando vi ho fatto vedere quelle immagini dello studio del 2004 in cui il danno da PM10 c'era in tutte le 14 città italiane eccetto Verona. Posso chiedere una cosa? Anch'io sto. Grazie. Allora, io come cittadina, se fumo, sono responsabile del danno che faccio, ma con questo inquinamento che c'è e i dati li abbiamo e sappiamo benissimo che a Verona i 35 giorni, quello che sono, vengono superati al mese, Sì, lo so. a un mese, e cosa posso fare? Allora, Cioè io posso smettere di fumare, ma contro questo inquinamento, cioè, non è nel suo potere essere attiva in maniera responsabile singolarmente presa, ovviamente. Cioè, sì. allora, da sola lei può solo smettere di fumare, da sola può portare il nipotino non in carrozzina all'altezza dello scarico delle macchine, può stare a casa e tenere a casa la mamma o il papà nei periodi drammatici, perché l'anziano è quello facilmente raggiungibile. Per quanto riguarda la programmazione dei decisori, a meno che lei non sia una decisora, non può fare niente. Nel senso che cosa fa? Cioè può farlo in chiave, come voglio dire, di cittadinanza attiva, voglio dire, di ruolo sociale del cittadino, ma sono senza lasciata a casa decisione. la macchina, però se prendo la bicicletta mi inquino Peggio, ancora di più. per lei è peggio. È il discorso di prima. Io mi ricordo che una volta a Venezia, a Mestre avevano fatto, non ricordo chi, una mega riunione, c'erano 2-3 mila persone. E mi avevano invitato, ma non ha importanza, e mi avevano invitato a fare una lettura che andava per radio anche, una roba strana, insomma, però bella. E allora c'era una signora che diceva, ma io, prima signora, dice, ma io cerco di proteggere i miei figli perché vado all'asilo, c'era il SUV, vado a prenderli, li carico tutti in macchina e li porto a casa. Certo, quelli che non hanno SUV, le signore a fianco, te li inquina tutti, che li gasa tutti, no? Seconda signora, dice, ma io vado in bicicletta. Allora, la prima era una che si preoccupava di se stessa e basta. La seconda, dice, io vado in bicicletta, quella non capiva proprio, perché in quell'ambiente, Mestre, voglio dire, di qualche anno fa, andando in bicicletta succedeva che respirava i 120 litri al minuto, per cui lei tutto lo smog di tutto il passante se lo asciugava. Quindi faceva un danno incalcolabile. Dice, vero, non ci avevo pensato, ecco appunto. Cerchiamo di farlo, no? Per cui da solo è difficile che cambi le carte, perché ha da combattere contro muri di gomma. Però il nostro sindaco, come primo cittadino, è responsabile. No, volevo finire con questa cosa. Allora, io non voglio entrare in polemiche con nessuno, anche se ho le mie idee, però sappia che per legge il sindaco è responsabile della salute. Lo so, per quello dico. Le OSL, Io potrei aziende anche sanitarie, denunciare. fanno riferimento alla conferenza dei sindaci, non al Presidente della Repubblica. Vi spiego, alla conferenza dei sindaci, e il sindaco della città, di quel comune, quel piccolo, grande comune, è il responsabile della salute pubblica. Punto. Da lì possono nascere azioni e atteggiamenti più svariati. Tante volte non è facile, perché torno a dire, ci sono dei filtri
fossero così buoni quelli dei PM10, dei filtri e dei muri di gomma per i quali non si riesce a sfondare, ma neanche con delle argomentazioni oneste, serie, corrette. Qualcuno qui in sala sa perfettamente qual è stato il ruolo a Roma a livello di Istituto Superiore di Sanità del sottoscritto insieme ad altri due, però ebbe anche il coraggio di denunciare la collusione con determinate persone da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, per cui 1+1 si ferma lì e non succede nulla. Chiaro? Poi molte di quelle cose, tra le altre la famosa presidente di commissione, di cui io a quell'epoca denunciai il comportamento, perché l'ho scoperto finché ero là, 6 mesi dopo, per un motivo diverso, non il nostro, quindi anche lì non ero una faccia di Cassandra, avevo analizzato i dati e avevo visti con i miei occhi 1+1 fa 2, non a caso 6 mesi dopo l'hanno, insomma, è molto presa, ecco, per un'altra cosa, non per tutto. Ma io appunto ho sollecitato anche da queste domande che purtroppo per la mia militanza in Lega Ambiente, quindi parlo anche come segretario di Lega Ambiente, rasentano, lo dico benevolmente, l'ingenuità, mi sento in dovere di intervenire. In che maniera? Facendo alla luce di questi dati una fotografia del presente e del futuro della nostra città. E del resto detto. Allora, specialmente il futuro. sì, vediamo. Allora, anche i nostri dati di Lega Ambiente ovviamente coincidono con quelli illustrati. Noi siamo mediamente la seconda città più inquinata d'Italia. Questo è il punto di partenza. Facciamo un primo distinguo. Quando questo viene all'evidenza dell'opinione pubblica sui giornali, normalmente si sente l'assessore di turno dire sì, c'è un grosso contributo da parte degli opifici industriali del riscaldamento. E questa è una palla assoluta. Assolutamente una palla. È una palla assoluta, è una foglia di fico. Adesso vediamo cosa vuole nascondere questa foglia di fico. Perché dal punto di vista dell'inquinamento da riscaldamento Verona è una città fra le migliori d'Italia per via del riscaldamento, tanto per cominciare. Ma io sono in possesso, cartaceo, di uno studio che avevano fatto i tecnici del comune sul primo progetto di filovia, sulla quale apro una parentesi, ma anzi lo dico dopo, in cui si dichiara espressamente, e sono i tecnici del comune, che il 76% dell'inquinamento atmosferico, dicono i tecnici del comune nero su bianco, il 76% deriva dal traffico automobilistico. Ma gli amministratori, viceversa, nonostante abbiano questo studio a supporto, mai affermano una cosa del genere, continuano a dire. Perché? Perché c'è tutta una politica complessiva sulla configurazione del futuro della città. Allora, la città come è stata configurata? Se vuoi ridurre l'inquinamento è ovvio che non devi portare il traffico al centro storico, quindi i parcheggi li dovrai fare all'esterno, i famosi parcheggi scambiatori. E noi tutti questi parcheggi che poi hanno vita travagliata e infelice, che siano a San Zeno, che siano all'ospedale, che siano Santa San Nicolò, sono tutti assolutamente ha incendi. fatto crollare la chiesa Quindi di Santa l'amministrazione sta facendo scientemente una politica autocentrica rispetto alla nostra città, che necessariamente porta a queste conseguenze. E questa è la situazione attuale. Ma vediamo anche come si prefigura il futuro. Il futuro si prefigura in termini di un progetto che si chiama Traforo delle Torricelli, che forse non si farà, ma io sto parlando adesso della progettazione della città futura. Traforo delle Torricelli, sulla quale ha già fatto qualche accenno Roberto Dal Negro, è stato sì prodotto uno studio da parte dell'Istituto Superiore della Sanità, messo in discussione non solo dagli addetti ai lavori in termini sanitari, ma dagli addetti agli istituti di statistica, e che comunque diceva che almeno un 20-22% della popolazione avrebbe subito un peggioramento. Non andava oltre questa percentuale, però attenzione, No, c'era anche un'altra cosa in più, percentuale. scusami se ti interrompo, veniva detto questo, ma veniva anche detto, sottoscritto, non so perché ci ho lavorato parecchio su quello, che il beneficio che si sarebbe ottenuto sarebbe stato irrisorio. Minimale, infatti. Allora, voglio dire, il calo di concentrazione di anidride carbonica sarebbe stato del
riduzione dello 0,5. 5 mi pare. No, ce l'ho qua, peccato, ho Beh, portato vabbè, via il computer, comunque ce l'avevo. 0,000000002% su 16 milioni di tonnellate. Niente. E comunque il ragionamento che stavo facendo io, quei 22% che peggiorano, sono 22% che sono fra i cittadini peggiori d'Italia, sono in una situazione già molto potenzialmente patologica. A quelli viene procurato un ulteriore aggravamento. E questo è il traforo. Dopodiché inceneritore. Qualcuno che ha voluto fermamente promuovere l'inceneritore, che forse anche questo non si farà, speriamo bene. Questo qualcuno, quando rivestiva altro ruolo come assessore alla sanità alla Regione Veneta, aveva nel suo cassetto uno studio da lui stesso promosso sulla nocività degli inceneritori industriali fra la provincia di Venezia e quella di Padova. Però quando si è trattato di ricordarsi di questo studio è stato dimenticato. Allora stiamo dicendo che Verona, già malmessa, aspetterebbe un traforo, un inceneritore, un filobus che in centro storico va a gasolio, perché questo bisogna saperlo, e il gasolio, dichiarato cancerogeno dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, produce mediamente a parità di cilindrata 80-100 volte più particelle sottili che non un motore a benzina. Nei centri cittadini giapponesi il gasolio è vietato, non entrano. È un tipico colpo d'emone, vero? Chiamiamolo con bontà. Ma non è così, ecco, esatto, più i centri commerciali trattori, ma non la finiremo mai. Ecco, centri commerciali 7 in progetto, solo in Verona Sud, a trattori di traffico, e poi, siccome come dire, il peggio è sempre gravido, il raddoppio dell'autostrada. E sappiate che le autostrade sono formidabili veicoli anche a distanze di chilometri di polveri sottili. Il raddoppio per cui l'attuale tangenziale diventerebbe una seconda autostrada che si apre. Ecco, questo è il futuro. Allora, io voglio dire soltanto questo. Non si tratta di avere delle opzioni partitiche, però siccome primum vivere, e lo faccio veramente in buona fede questo discorso, primum vivere dende filosofare, allora voglio dire, cosa possiamo fare come cittadini? Come cittadini, la prossima volta quando ci sarà da scegliere amministratori non li sceglieremo perché sono di questo, di quest'altro, di quest'altro partito, ma in base a quale visione hanno della città dal punto di vista ecologico-sanitario, se davvero come io, ma io forse sono viziato perché sono un ambientalista da prima di nascita, se abbiamo davvero a cuore, se riteniamo davvero una priorità questo problema. Ecco, quindi più che dire ma come, ma possibile, no, è tanto possibile che succede, che non solo non viene fatto niente, ma vengono fatte delle politiche che aggravano la situazione. Allora dobbiamo scegliere altre politiche, da qualsiasi partito provengano. Perché voglio dire, io sarei disposto a votare un partito che mi sta sullo stomaco se questo avesse davvero garanzie di un programma disinquinante della città. Vi posso dire una cosa, che forse non me ne ha parlato, anche perché era una cosa di ricerca mia. Con l'amministrazione, non questa, ancora la precedente, per cui non faccio differenza da questo punto di vista, lungi da me, si dice da zero. Io fui interpellato dal comune per fare, perché era piaciuto un progetto che io avevo fatto e che era stato denominato dal sottoscritto Verona Respira. Si parla di, quant'è? 12 anni fa oramai, 10 anni buoni. Chiaramente aveva messo insieme particolari cose, anche attori diversi per cercare di portarlo a casa, e la cosa era piaciuta e il comune mi chiamò. Piacque moltissima la cosa, anche perché forse aveva un difetto, costava poco. Aveva un costo ovviamente, ma ritengo che costasse poco per determinati standard e mi fermo. E fatto si è che il progetto era molto bello, tant'è che fui invitato, anzi io mi preoccupai di dire guardate, io dirigo il Dipartimento di Medicina Specialistica, oltre che l'unità di malattie respiratorie, la divisione della 22, non della 20, Verona è 20, signor Sindaco, quindi siccome, conosco i miei polli, però non creiamo anticorpi gratuiti, cerchiamo di organizzare bene le cose, no? Perché io vengo da un altro territorio, io vivo a Verona, però il mio lavoro, il mio centro di sviluppo è là.
Sì, non c'è problema, coinvolgiamo, dico anche Verona ovviamente. Certo, il progetto era stato fatto, era stato trovato anche il budget grazie al sottoscritto e io l'avevo chiesto, ve lo dico anche, soprattutto a carico delle aziende più inquinanti. Trovavo onesto che perlomeno si mettessero una mano in tasca prima che sul cuore per portare un qualche beneficio dopo il danno che stavano producendo. La cosa fu condivisa, cioè, tant'è che dovetti addirittura, mi ricordo, il sindaco mi chiese di fare conferenza stampa in Sala Razzi e andammo a fare, io e mia moglie, a fare conferenza stampa in Sala Razzi, progetto apolitico ovviamente, come era il mio stile. Dovetti chiedere e portare anche i miei direttori di allora, perché io sempre di là venivo, quindi dovevo coinvolgere anche loro nella conferenza stampa, non potevo dire Verona e tu vedi, no, conferenza stampa, si parte, il sindaco prende la parola, si parte domani nel senso che oramai è per... e lanciò il messaggio alla popolazione. Io ero contento perché di fatto ne ho visti di tutti i colori in 46 anni di lavoro in enti ospedalieri, però dicevo, se si spinge a tanto, cioè, voglio dire, conferenza stampa con tutte le televisioni, le radio, i giornali, anche non solo di Verona, lancia il messaggio alla popolazione proprio a tu per tu, partiamo, evidentemente lo faremo questo progetto. I famosi filtri, quelli che io dicevo in quel trattino rosso, la Cassandra, chi gli improbabili attori competenti per modo di dire, non raramente collusi, c'è una storia dietro quelle parole. La cosa è morta per inedia, perché? Perché questa cosa andava ad osteggiare determinati sviluppi in una certa zona di Verona, andava ad osteggiare determinate sensibilità nella zona opposta di Verona. Alla fine fu sollecitato dalla parte amministrativa, anche mia, signori, ci avete coinvolto noi e il nostro referente, che ero io, in una conferenza stampa così esposta verso la popolazione, una risposta ce l'avete data. È passato 7 mesi, mamma, lettera morta. Io so perfettamente perché di fatto l'ho vissuta in diretta ovviamente, lettera morta. Per cui quando si arriva su certi tasti di quel pianoforte suonano stonati sempre e comunque perché le compensazioni sono importanti. E la parola compensazione non è casuale in questo momento, pensando ai discorsi. Però se mi concede solo 30 secondi ancora, ecco, non possiamo nemmeno risolvere il problema criminalizzando gli amministratori. Voglio dire, siamo onesti, quanti siamo questa sera in questa sala? Allora, no, ma sappiate, per esempio, me ne sono occupato io personalmente, come Lega Ambiente, abbiamo mandato 2 giri di mail in newsletter, 2 volte l'abbiamo fatto a tutti i nostri soci. Ieri c'era l'assemblea soci, io in prima persona ho detto guardate, domani sera c'è. Ecco, allora, se questo succede a Lega Ambiente, cosa succede nella città? Siamo qua e parliamo della nostra pelle. Allora voglio dire, prima di tutto occorre un cambiamento culturale. Quindi quello che noi possiamo fare è dire ai nostri amici, ai nostri conoscenti, ai nostri vicini di casa, guarda che questo è il primo problema di Verona, guarda che non devi comprare un'auto diesel perché inquini e uccidi gente. Queste cose le possiamo fare. Purtroppo c'è, e non so se voi potete essere d'accordo con me, ma nella mia esperienza ambientalista, qui c'è anche Sergio Mantovani, c'è spesso un meccanismo di esorcismo. Cosa vuol dire esorcismo? Cioè si dice, siccome il problema è veramente pauroso, veramente terribile e gigantesco, si preferisce ignorarlo, ma sì, ma in fondo il mondo è sempre vissuto, ma l'uomo troverà sicuramente... Ecco, ci si difende psicologicamente. Dobbiamo superare questo. C'è anche un altro motivo, l'italiano è fatto così, perché adesso vi dico, per questo seminario c'era un trafiletto così sull'arena di 2 giorni fa. Poi noi 2 siamo stati intervistati ieri a Telearena, che la cosa è comparsa stamattina ed oggi pomeriggio. Poi la circolazione tramite di voi, io addirittura ho interessato anche la Banca Popolare che la facesse presso i suoi 3.000 più persone, l'università, tutto. L'italiano, perché noi adesso parliamo così, ma consideriamo che noi italiani siamo fatti male, ce ne freghiamo di tutto.
lei provi a togliere la macchina dal sedere di qualcuno e vedrà cosa succede. Quindi è così. Vi faccio un esempio. Io non spero che lo facciano, ma dato che l'ho stessa Londra, mi dicevano tempo fa che c'è qualcuno, il sindaco di Londra, che è un verde, come si chiama, non mi ricordo, stanno vedendo di progettare una rete di ciclabili sopraelevate. Ditemi a Verona chi mai, o in Italia chi mai penserà a questo. Poi non so se tecnicamente realizzabile o meno, ma solo l'idea, qui a Verona nessuno la penserebbe, come in nessun posto d'Italia. No. Siamo individualisti estremi, ce ne freghiamo di tutto e di tutti. Quindi gli amministratori purtroppo riflettono quella che è la base Gli sociale. amministratori li scegliamo Non può noi, essere più così. Non può li essere. scegliamo noi. Quindi E cominciamo da noi. Qualcuno ce l'ha portato. Un'altra cosa, 2 o 3 giorni fa ero di nuovo a Londra e casualmente per la strada davano living standard gratis per chi va in metropolitana e così via, un articolo così, quasi una pagina, dove in poche parole parlavano di ambiente PM10, PM2 e raccomandavano alla gente di quantomeno quando cammina sul marciapiede non sta sul bordo, ma dato che i marciapiedi sono abbastanza ampi, di spostarsi verso l'interno, perché dicevano stando sul bordo è la cosa peggiore che ci sia. C'è l'attenzione. Sì, c'è l'attenzione, da noi c'è il menefreghismo. No, il problema è che se glielo dicono lo fanno anche da noi, fa guardare. Ma lì hanno anche le iniziative. Un'altra La cosa, questione di formamenti. La raccolta differenziata nei cassonetti, no? La cassonetta del numido si arrivano dentro di Tra le bottiglie, tra le lattine. Becchini. Posso chiedere una cosa che sicuramente mi è sempre incuriosito e sicuramente lei non banalità, perché abbiamo concluso il concetto. Ho visto lo studio di Atlanta, che è molto interessante, Sì. penso. Lei sicuramente si sarà fatto almeno un'idea se Verona fosse chiusa la città austriaca, per esempio a traffico, ci fosse un amministratore illuminato del nord Europa che mettesse i trasporti elettrici, eccetera, 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 tutto piantasse qualche albero La città ideale per invece di tagliare gli alberi di pianta, così via. Quale potrebbe essere la percentuale di salute? Lì non mi ricordo più quant'era. Non posso che rispondere che cresce di 6 mesi l'aspettativa di vita abbassando ogni 10 milligrammi per metro cubo. Allora, 6 mesi. Oppure per esempio un'altra cosa. c'è da tenere conto di una cosa, però, scusa, che fa diverso Verona da Atlanta, a parte altri motivi, ovviamente. È una nostra città storica, quindi è scarsissimamente ventilata e ha viuzze strette, tortuose, con palazzi che praticamente quell'aria che c'è in quella strada Stagnante. è stagnata e che non voglia con niente. A maggior ragione però dovrebbe essere importante, per esempio, che chi vive, io voglio dire, io non so se voi siete possessori di questo, ma lo direi comunque, voglio dire. Io non ho capito per quale motivo la più alta concentrazione di SUV a Verona è negli abitanti del centro storico. Cristo, non ci passano dalle strade, oltre che... ingombrare, impedire la vista. Allora, vuol dire che per andare al PAM bisogna partire dal centro storico, andare col SUV a fare il carico come quelli che nel Texas vanno a fare spesa allo store, no? Ecco, voglio dire, allora, se ci fosse un orientamento già programmatico di questo, comincia a dire, calma, tu dove abiti? La residenza dove ce l'hai? In via Duomo, beh, mi dispiace, ma ti prendi una macchina elettrica o ti prendi una macchina, capito? E mettere delle multe per chi arriva con una macchina di una città. Sì, ma non la devi mettere per quello che sta fuori del copertone dalla riga blu o della ZTL giallo-blu di 5 cm, perché lì dove becca la lira, viceversa, l'altra si gioca l'elettorato. Allora, giusto per essere equanimi nella polemica, nella prima e unica giunta Zanotto, una cosa che non si sa questa ma è reale, venne portato in giunta, su proposta dell'assessore ecologia, la proposta di proibire il circuito, l'ingresso dei SUV nel centro storico. Erano tutti d'accordo, gli assessori, ci fu uno a opporsi
e nemmeno possessore di SUV, e questo era il sindaco perché non gli sembrava equo. Non è mai stato un decisionista, mettiamola così. No, ma in quel caso a volte si rifiutava. Decisionista in però. negativo. Esatto, per questo motivo, siccome era appena costituita la giunta del sindaco, ho detto no, perché non mi sembra giusto discriminare, per questo motivo noi godiamo di SUV. Io dico una cosa a sintesi: per essere decisori ci vogliono anche gli attributi. E mi fermo. Volevo chiedere un'altra cosa. Noi facciamo parte del comitato Un di po' dobbiamo andare perché l'uomo... per la variante la statale 12. Allora noi abbiamo dei risultati dell'ARPA che hanno rilevato le polveri sottili. Scusi, dov'è la statale 12? Caridabile. No. Le polveri sottili nel periodo estivo e anche nel periodo invernale abbiamo visto delle differenze, delle cose allucinanti. E adesso ci è stato concesso il fermo dei camion dal 3 di giugno per un'ora e mezzo al mattino e un'ora e mezzo nel pomeriggio. Questo può avere un beneficio oppure... Sì, allora le dico i qualcosa numeri. cala? Sì, le dico con i numeri precisi perché l'avevo calibrata per l'epoca. Allora, PM viene prodotta da una macchina, da un'automobile voglio dire media, 0,1 grammo per chilometro. Un'auto normale, Auto, media. quindi non un camion. Adesso poi ci sono sì. Ma a che velocità? Viene, A che velocità? Perché... a velocità cittadina, 50 all'ora, insomma, diciamo, mettiamo nello standard più o meno. Ecco. 0,1 grammo per chilometro, per cui fate i conti e per quante macchine passano. Sappiate però che ogni camion vale 60 macchine. Questa me la scrivo. No, ma l'avete visto nello studio prima, quello del CNR con i camion? Forse era in basso a sinistra, lo vedete. Ogni auto equivale a 60 macchine. Anche lì c'è da fare un distinguo. È un camion nuovo o è un camion E4, E2, E3 di quelli che sputano fiamme invece che cosa? Vabbè, diciamo uno standard, insomma. La media, ecco, più o meno. Quindi il beneficio potremmo anche averlo anche se ci ha concesso una miseria di tempo. Allora, su 20 km, dico 20 perché avevo calcolato i 20 km, 19 per esattezza, e c'era un perché l'avevo calcolato. Allora, sui 19, diciamo 20 km sono con 4.000 macchine, le 40.000 macchine che passano fanno 270 tonnellate di prodotto. Quando gli si aggiunge i camion si arriva a 3,40. Circa 3.000 al giorno. 3.000 camion. Si arriva ad avere circa 70-80 tonnellate in più. Però dobbiamo considerare che la pianura padana ha una base che non è uno scherzo di inquinamento. E quel triangolo rosso che vado a vedere da Sì, satellite è spaventoso, perché non c'è quello è direzione. spaventoso, quindi quella C'è è la ventilazione. base su cui si parte. Ma a maggior ragione che dovrebbe essere più attenti, purtroppo lì è nata l'industrializzazione, perché non puoi farla in Umbria l'industrializzazione o nelle montagne delle Marche, voglio dire, o nell'Irpinia, le fai dove c'è possibilità di collegamento. Non puoi farlo Anche lì meglio. si potrebbe portare avanti la politica di trasferire il trasporto su rotaia, che Certo. così basta. Ora l'incidenza mi sembra sempre più. No, è bassissimo. Cioè, rispetto ad altri paesi. Lì abbiamo avuto la Fiat. L'altro giorno Che ero era a Bologna che impedito. aspettavo la coincidenza che tornavo da Pescara perché c'era un meeting nazionale dove ero e c'è passato, quando prendevo la coincidenza io no, ero a Pescara ancora, quindi prendevo il treno alle 2:10 e finché aspettavo, ero arrivato lì 10 minuti prima, ero lì ho trovato un amico fra le altre, facevamo due parole e sul binario a fianco alle ore 2, meno qualcosa, è passato un treno di 48 vagoni di materiali altamente pericolosi. Anche lì voglio dire, ma non lo puoi far passare a mezzanotte, Quando non c'è la che gente, tutti i treni sono fermi, quando non c'è la gente. dove non c'è nessuno perché tutte le stazioni sono chiuse. Alle 2 del pomeriggio bisogna farlo passare, 48 vagoni. Cos'è, la via Reggio è successo di notte? Una volta- Era di notte poi lì, quindi neanche di giorno. Interrompiamo. Ecco, lui poi chiudiamo. Sì, è stato buono da attendere. Sono preoccupatissimo perché nel momento di fare la Verona Sud
l'equivalente di zone commerciali 3 volte maggiori di tutte le zone commerciali della provincia, quindi una concentrazione spaventosa e quindi un afflusso veicolare terribile. Con degli attrattori spaventosi. Allora abbiamo pensato a una cosa del genere, grazie anche all'esperienza di marzo, quando è venuto il Treno Verde e abbiamo fatto dei rilievi con Lega Ambiente e il Treno Verde, e c'era la ditta Orion che ha delle strumentazioni, insomma, abbiamo verificato un inquinamento già superiore al massimo. E allora pensavamo, se noi potessimo adottare come dire, questo furgoncino, questi rilievi periodici, evidentemente daremmo dei dati all'amministrazione tali per cui a dimostrazione di un inquinamento che è già fuori legge, lo era già a marzo, voi non potete adesso aggiungere delle date perché violate la legge, perché ci danneggiate. Ecco, di questo proposito che io vorrei estendere e coinvolgere il più possibile. Lei vede la positività e anche la prospettiva. Penso di sì, cioè, secondo me va giocata una strategia in questo, cioè raccogliere il dato è fondamentale perché senza quello non si parte. Avere il dato in mano, poi succede la fase 2, come se lo gioca uno dato, lo porto in amministrazione, è come seppellirlo. No, è come seppellirlo, perché voglio dire, nessuno dice no, non lo voglio. Lo mettere un cassetto, sì, ma adesso vediamo, è successo quello. Bisognerebbe, se accettano, fare un accordo con il giornale e che ogni volta che si fa la raccolta deve essere pubblicata con la dovuta, cioè non a cavallo dei morti in mezzo metterci il trafiletto di inquinamenti, no, metterlo in un posto dove la gente lo legge. E ogni volta è mensile, benissimo, ogni mese, tac, esce la condizione. Per cui è vero che uno li dà anche per conoscenza, non di più all'amministrazione, ma ne fa un uso di alto penetrazione. Poi la gente lo leggerà, non lo leggerà, purtroppo non si sa, perché ognuno compra il giornale e legge perché ti pare, dagli spettacoli allo sport, all'economia. La gente mediamente, non quella organizzata in comitato, in associazioni, la gente mediamente è assuefatta, così come siamo assuefatti alle scene di violenza, così siamo assuefatti ai dati inquinanti. È un fenomeno, allora questo non è nemmeno un fenomeno, come posso dire, da incriminare, perché è quello che si chiama in termine tecnico il coping, cioè dire io cerco di superare il mio problema. In che modo? In mille maniere. Esempio, asmatico grave. Qual è il coping dell'asmatico? C'è quello che appena c'ha un respiro in gola corre dal medico che è pronto soccorso, oddio muoio, perché è terrorizzato. Quello che dice, dopo la me passa. Cioè ognuno cerca di esorcizzare, di abbassare il livello a seconda del suo profilo psicologico. Ce n'è discorsi da fare, no? Che poi diventa profilo psicologico di massa, ovviamente, perché si moltiplica n volte, no? E si chiama coping. Allora a questo va aggiunto quello che è il profilo medio italiano dell'individualismo, dove non c'è il senso, parliamoci chiari, non è che abbiamo senso civico, voglio dire, come c'è in altri paesi che oramai sono inflazionati, sono sempre quelli, ma perlomeno anche perfino in Spagna c'è rispetto a noi. Non si parla della Germania, dei paesi nordici, come ripeto, io ho vissuto in Olanda, in Belgio, in Comunità Europea per degli anni. Se l'autorità ti diceva guardate signori che non dovete dalle alle uscire perché c'è questa cosa che ha fattore di rischio, la città era deserta dalle alle. C'era qualche marocchino che erano i primi che non capivano la lingua, poveretti che prima che arrivavano non sapevano perché già i giornali non lo leggevano e quindi trovai solo loro. Trovai il poliziotto che li mandava a casa. Se lo dici da noi, c'è la città piena così. Vi ricordate che c'era qualche anno fa un cartoon, non mi ricordo l'autore, ed era Italia ed Europa. Facciamo due esempi. Buco libero per parcheggio. C'è uno che aspetta lì da non so quanto, si ficca l'italiano subito veloce, sa che gli frega il parcheggio. Poi al bar, caffè, mezzo caffè, un quarto, 2/3, sotto caffè e così via, europeo, espresso.
È tutto così. Questo mi è venuto in mente quando hai detto così. Io il 28 del mese scorso ero a Bologna e in un dialogo estemporaneo con degli abitanti mi dicevano ma questa è una città caotica. Era la pace assoluta a Bologna rispetto a quello che viviamo, la pace assoluta. E per loro era caotica. Roberto, grazie. Ah, quest'ultimo, poi chiude. La voce ai giovani. Fare un intervento breve. Ogni inverno sentiamo dire che a Verona c'è un inquinamento molto alto, soprattutto nei periodi di dicembre e gennaio, nelle giornate di nebbia, quando non piove, l'aria di stagna e l'inquinamento è molto alto. E allora adesso quando il popolo sente questo, naturalmente non può esserne indifferente, al che gli amministratori rispondono: una strategia che prevede il blocco del traffico a Verona non serve a niente, perché dovrebbe essere fatta su scala almeno di pianura padana. Allora io volevo chiedere quanto può essere benefico un blocco del traffico è fatto a Verona e invece quanto potente potrebbe essere una politica che riguardi tutta la pianura padana. Sì, e questa è una domanda molto corretta e molto giusta. Allora, è vero che il blocco a targhe alterne, come venne fatta negli anni, perché le prime volte venne fatta nel 70-72 con la crisi petrolifera, no? Poi dopo è diventata per motivo di inquinamento. Allora mi ricordo che io lavoravo all'università a Modena allora e c'era stato dato il tesserino perché le targhe eravamo anche noi chiamati in emergenza a avere le alterne. Per cui voglio dire, allora uno era obbligato ad avere 2 macchine, cioè che è una cosa folle, insomma, vabbè, sono sempre. Perché poi i paraocchi ci sono da ogni parte. Allora, è vero, la targa, il blocco delle targhe alterne, il blocco del traffico, le domeniche senza traffico, detto fra noi, non hanno un valore dal punto di vista di risultato, per motivi scientifici in pratica. Primo, il danno alto di rischio, mortalità per causa respiratoria dopo il picco dura 10 giorni, quindi se il picco io l'ho avuto venerdì fino al martedì della settimana dopo sono sotto effetto. Mi abbasso la domenica, sì ho capito, però mi dura 10 giorni. Sono dei messaggi di sensibilizzazione, di attenzione, di stimolo alla popolazione, anche quella più insensibile, che se ne frega, come dicevi prima, a riflettere su questo problema, perché tanti dietro di qua non lo ascoltano nemmeno, non pensano ai loro problemi, ma io faccio la mia attività, ho il mio camoncino, ho le mie cose da fare, ma figura, ma chi se ne frega. Poi passiamo da questo, questa è la vita media, purtroppo non è molto elevata. Allora, il blocco di una giornata ha questo limite, ha il vantaggio di essere un sensibilizzatore. Ci fu un periodo, tuttavia, di qualche anno fa, non ricordo con esattezza quanti anni fa, che era stato coordinato fra alcune province di tutto il Veneto il blocco, ve lo ricordate? E già cominciava ad avere un senso questo, perché è vero che la nuvola delle mie cose se la respira Vicenza, perché sono 35 km, in linea d'aria sono anche meno, basta un rettolo di vento, gliela porto loro o la prendo da loro. Però quando comincia a esserci Vicenza, Verona, Padova, Rovigo, non è la pianura padana, ho capito, ma nulla è perfetto a questo mondo, e comunque era un far capire che avevano capito i decisori. Quanto è durato? 3 volte l'ha fatto. Poi manca un piano orrendo, cioè manca un piano. Ma l'avevano pianificato poi. È durata 3 occasioni, l'hanno provata a farla, mi pare, per 3 domeniche, o 4, salvo il vero, cadenzate, tutta la regione. Poi sono cominciate ad aumentare le deroghe italiana maniera. Ma io voglio la deroga speciale perché da piccolo ho avuto il morbillo, allora voglio dire devo andare fuori con la macchina. Io ho la mamma che sta male, bisogna che la parli. Praticamente chi restava a casa erano i medici, i sani, no, quelli che avevano da lavorare tra le altre, tutti gli altri erano tutti in giro. C'era la strada che era stracolma di macchine, camioncini, fiorini, via vai, un manicomio.
più di altri giorni. Siamo un paese strano. È un paese che non è serio. Oltretutto viene sempre prevaricato il concetto da quelli che sono poi gli interessi di bottega. Andiamoci fuori evidenti, vero? Perché alla fine io non ho mai trovato un'amministrazione in quelle che mi ricordo, in cui mi ricordo, che non abbia mai l'assessore adibito a questo come pianificazione programmato costruzioni e centri commerciali. Anche all'epoca precedente a questi, l'allora assessore voleva fare la trasformazione della stazione di Porta Vescovo in centri commerciali e zone abitative. Allora voglio dire, chiunque quando arriva lì gli si ferma la fantasia e sono ripetitivi, centri commerciali e abitazioni. Ci sarà un perché, voglio dire, no? Ma motivi umani, troppo umani. sono motivi umani, siamo troppi di carne e ossa, siamo tutti umani, però insomma un retropensiero viene per tutti indistintamente. Poi comunque c'è anche, sono brevissimo, un uso un po' in malafede del dato relativo ai blocchi del traffico, perché la misurazione il giorno dopo, sulla base della quale hanno detto no, non è cambiato niente. È normale che non è cambiato niente, perché le pose risottili per depositarsi hanno bisogno di 3-4 giorni, quindi ci sono ancora quelle del giorno precedente. Comunque È un gioco delle parti che non ha senso. E poi c'è la rincorsa a dire ma io ho fatto questo, ma io ho fatto quello, ho fatto il blocco delle targhe, ho fatto... Non serve a nessuno. Non serve a nessuno. Se non ci sono delle politiche concertate e soprattutto delle programmazioni decenti. Certo, ci vuole il coraggio delle volte anche di prendere delle decisioni scomode. Bisogna anche avere un Alla qualche... base di tutto questo può essere solo Sì, però- interesse o anche ignoranza da parte dei nostri amministratori? cosa cambia? Cosa cambia? Sentiamo, No, beh, no, cosa cambia? sentiamo No, chi c'è lì dietro, così poi Può cambiare Sul molto. piano etico, su quello pratico non cambia. Beh, io preferisco avere a che fare con un delinquente intelligente che con un fesso. quello che- Io ne ho conosciuto alcuni e tu lo sai, Certo. che sono di quest'ultima categoria purtroppo. Sentiamo lui. Esistono, una domanda molto pratica e anche utile, penso, esistono dei filtri per il PM10, per il 2,5? Il 2,5 poca roba. Sarebbero filtri che costano l'ira di Dio, che sono improponibili, mascherine che hanno dei costi veramente notevoli. Vanno cambiati con grande frequenza e poi c'è il problema del dipartimento. Per quanto riguarda i filtri delle automobili, Chi lavora non ci c'è riesce. il dibattito e non c'è accordo con la comunità scientifica su come si fa, cioè i filtri che vengono messi sul parabrise funzionino o addirittura non peggiorano perché frazionano in particelle minimali le polveri sottili. Sì, ma poi sono filtri che hanno costi veramente elevati e chi ci deve lavorare non ci lavora. portati. Sono specializzate che Pensi per 20 minuti, beni quindi possono misurare le emissioni della propria macchina. 20 minuti di Non ho capito. Se esistono delle ditte specializzate che hanno anche un interesse economico di misurare per i ben intenzionati, misurare le emissioni delle proprie macchine. Beh, quando uno fa, quando fa il bollino blu, uno ha il dato su PM10. Sì, ma il diesel, Sì, il ma- diesel sì, ma- in no, no, ogni ma- caso inquina più del... Sì, ma però attenzione, bisogna stare attenti a una cosa però. Ci sono dei dati che sono di riferimento europeo. Cioè, che siano buoni o cattivi è un altro paio di maniche, ma se la soglia di tolleranza è quella, loro ti dicono sei nell'ambito della soglia di tolleranza. Teniamo conto di una cosa. Non calcolano il le PM, PM10, calcolano l'emissione di ossido sì, di carbonio, di CO2, CO2, è un indicatore di inquinamento ambientale comunque. Allora, usano quello che è misurabile. Allora, dal tubo di scappamento. Allora, quando uno dice PM10, alcuni anni fa la soglia era di un certo livello e il programma europeo era di calarlo. Ma se noi caliamo, che allora era all'inizio era intorno ai 70, 72, quindi una roba scandalosa, poi piano piano dando tempo ai vari paesi di mettere in atto delle manovre correttive, ci vuole del tempo ovviamente, fino ad arrivare al 40, poi dopo altri 4 anni al 30, così via. Ma non è che se io arrivo a 10 non è lesivo. Il danno, avete visto, non è che c'è scritto sopra 30, sotto 30, c'è scritto per ogni 10 in più. Partendo da zero. Io vorrei adesso chiudere offrendovi all'immaginazione una bella immagine.
Pensate Piazza delle Erbe senza i baracchi, anche questa è una storia veronese. Buonanotte. L'avete vista mai vuota? È magnifica. È magnifica. Però anche lì non si può, fine settimana dovrebbe essere sempre buono. No, ma non Ci sono le è deroghe. stata tenuta però per un periodo e poi piano Piano, perché sono voti, sono voti, sono 900 persone. Questa è Verona. ma questa è l'Italia. Sì, dico Verona, Uno dei non si posti può belli del guardare mondo Verona.